tante volte ho preso delle decisioni sbagliate sapendo che lo stavo facendo. E Nando era quello che invece può essere il lato positivo, diciamo, di me, ma quello che doveva essere Nando era un bambino certo maturo perché è abituato a stare in giro, però allo stesso tempo ingenuo perché ha 11 anni, quindi forse anche per la mia esperienza personale con i ragazzi mi capita, soprattutto con quelli delle medie, che magari fanno un ragionamento brillante e dopo un secondo sono là che stanno facendo la cosa più grande del mondo, perché e Nando era questo che e avendo questa famiglia disastrata era anche un espediente per poter fare un bambino un po' più maturo degli altri, diciamo, perché insomma, così poteva essere un po' più maturo. È stata forse la cosa più difficile di questo libro, mediare appunto che non fosse troppo, come dicevi, un supereroe o... Sì, sì, perché in certi momenti rischia, però dopo ritorniamo sempre, anche quando c'è la parte finale in cui succedono una serie di situazioni anche difficili da risolvere, poi alla fine lui fa un'azione molto normale per un